non ha a che vedere con il nostro. Allora, possiamo... Presidente, mi scusi. Prego. Sì. Scusi tanto, io mi allontano, mi sostituisce la collega Lucaroni? Va bene, Grazie, quindi grazie diamo mille, atto buongiorno. che l'avvocato Giordano si allontana ed è sostituito dall'avvocato Lucaroni. E che l'avvocato Tognozzi, anche se allontanato, lo sostituisco io, Marco Di Giovine, grazie. Sì. Buongiorno signor Presidente, da Milano Opera. Sì, quindi siamo di nuovo C'è il tutti detenuto collegati. Sorrentino che rinuncia al proseguo dell'udienza. Sì, va bene, E sarà ma vuole presente poi il giorno 14. Va bene, ma Chiediamo vuole anche lo scollegamento. Vuole comparire alle prossime? Sì, sì. Va bene, è 14, autorizzato sì, allora ad allontanarsi, può chiudere il collegamento, grazie, sì. buongiorno. Va bene. Buongiorno. Sorrentino è autorizzato ad allontanarsi, chiude il collegamento. L'avvocato Tognozzi si è allontanato e sostituito dall'avvocato Marco Di Giovine, l'avvocato Giordano si è allontanata e sostituita dall'avvocato Lucaroni. E procediamo con l'esame del Caroccia. Quindi, signor Caroccia, si accomodi al microfono. Caroccia Daniele, giusto? Allora, anche lei, buongiorno signor Caroccia, conosce le contestazioni a suo carico, ha facoltà di non rispondere. Se sceglie di non rispondere il procedimento segue comunque il suo corso, se sceglie di rispondere quello che dice può essere utilizzato contro di lei. Se accusa altre persone ha l'obbligo di testimoniare a loro carico entro determinati limiti di legge. Vuole sottoporsi quindi ad esame? Sì, certo. Sì, risponda alle domande del pubblico ministero, prego. Signor Caroccia, chi è il lazialotto? Il lazialotto delle intercettazioni penso che si riferiva a Fabrizio Diabolic. Si riferiva a Fabrizio Diabolic, Sì. il cognome di questo Fabrizio Diabolic? Piscitelli? Ecco, e perché si riferiva a Piscitelli, Senese Vincenzo? Nelle intercettazioni mi riferisco in particolare, Presidente, alla conversazione di cui al progressivo 845 del 18 marzo 2017. Sì, allora, che aspetti che la prendo. Ci dice anche il RIT, pubblico ministero? Il RIT, sì, glielo dico subito. Che pagina è, mi scusi? No, io ho il RIT. Per lei è la pagina 58. Ok. Lei, mi permetto, Presidente, sta consultando le intercettazioni sì, che lo così posso- riguardano, Sì, prese chiaro. dal Tribunale. Sì. Stiamo parlando del progressivo 424, lo dico per il Tribunale, chiedo conferma pubblico ministero, 18 marzo 2017. 18 marzo 2017. Ma diceva 845. Un momento, però. no, quella è la... stiamo parlando 651 del progressivo 424, Quello che Presidente. dice. RIT 15 31 17. Prego. Ok, sì, aspetti, vabbè, non la trovo qui. Comunque il lazialotto... Lo guardi con calma, così se la Ma ha rilegge detto, e dà una scusa, pure spiegazione. Pagina 58 in basso, ce l'ha 58 davanti. in basso. così Lo la- guardi, si prenda il tempo di cui ha bisogno, lo guardi, lo rilegga e dia una spiegazione se vuole. 18 marzo. 18. Lazialotto. A pagina 257, pagina 70. 62. Eccolo qua. Ok. Questo sempre perché... Ok, sì. Quindi, come dire, Senese Vincenzo si riferisce al lazialotto, cioè Fabrizio Piscitelli, Sì. detto Diabolic. Perfetto. Ecco, e perché si riferiva al lazialotto? Perché si riferiva al lazialotto in questo caso? Allora, perché là io con Fabrizio Pisci, iniziamo da capo, io sono uscito dal ristorante da Baffo Sì. e stavo cercando un altro locale. Fabrizio Piscitelli mi aveva proposto un locale di un suo amico che era al centro, però dopo non è andata a buon fine. E quindi parlando... Cioè, quindi Piscitelli le aveva proposto un locale, diciamo, da entrare in società, non ho capito. No, mi aveva proposto un locale di un suo amico che lo doveva vendere. Ah. Siccome io stavo cercando il locale, mi aveva proposto il locale di questo suo amico, però non
L'ho visto, però non mi andava bene. Ecco, e perché Senese dice no, quello, quell'altro, il lazialotto, cioè perché? Che cosa voleva dire? Perché allora, io con Senese, insomma, come si vede dalle intercettazioni, avevamo intenzione di aprire io uscito dal ristorante a Baffo, avevo intenzione di aprire un altro locale. Senese inizialmente era interessato ad aprire un locale, perché quindi volevate aprire un locale insieme? Con Vincenzo Senese, sì. E poi dopo insomma non ha più manifestato interesse ad aprire il locale, l'ho aperto da solo. Questa telefonata dice, Senese mi chiedeva se il locale che avevo proposto anche a Senese ne faceva parte anche Diabolic. Io ho detto no, non c'entra niente, perché Diabolic mi ha proposto un altro locale al centro che non c'entra niente con questo. E lui dice vabbè, questa qui apposta c'è il nome di Fabrizio Diabolic, di Piscitelli. Ecco, e lui come era venuto a conoscenza, Senese, che lei, come dire, aveva avuto parlando con me. Gliel'aveva detto lei, sì, certo. Certo. Che Piscitelli le aveva proposto quest'altro locale? Certo, gli ho detto guarda, sto andando a vedere anche un altro locale al centro che me l'ha proposto Fabrizio. Ma lei con Piscitelli era in rapporto di amicizia? Certo, io lo conoscevo da più di 30 anni, perché abitava proprio di fronte al ristorante nostro storico di via Tuscolana, lui abitava proprio di fronte. Ho capito. Senta, e poi abbiamo una conversazione di settembre, una conversazione del 28 settembre sempre del 2017, che è il progressivo 21511, non so per lei che pagina. C'è volume 4 di 9, pagina 158. Lei parla della telefonata che mi coinvolto Giuliano Giovanni Daniele. Il telefono di Giuliano Giovanni, poi che lo passa a Fatela trovare. Sì. E il RIT qual è? RIT 1532 Del 17, sì. Progressivo 21511 per il Tribunale, volume 4 delle trascrizioni di 9, pagina 158 e seguenti. 28 settembre, giusto? 28 settembre. Allora, a un certo punto parlate, lei e Vincenzo Senese utilizza l'utenza di Giuliano Sì. Giovanni. Lei Giuliano Giovanni lo conosceva? Come no, certo. E chi è Giuliano Giovanni? Mi portava le mozzarelle da Napoli. E in che rapporti era con Senese Vincenzo? Credo che siano cugini, se non sbaglio. Dico, ma lei li ha visti anche insieme? Sì, è capitato che veniamo a mangiare al ristorante anche insieme. Ma sì. dico, Giuliano, lei lo ha conosciuto autonomamente o per il tramite di Senese? No, tramite Vincenzo. Gliel'ha presentato Senese Vincenzo? Sì. E quindi poi qualche volta sono venuti a mangiare insieme al ristorante? Sì, è capitato, certo. Ecco, c'è questa conversazione in cui Senese la chiama e le dice ti sei scordato la compà che devo fare, con chi me la prendo, cioè come dire la pressa un po', no? Che lei si è dimenticato di qualche cosa. E di che cosa si era dimenticato lei? No, qui allora, parliamo, questa qua ho capito, ricordo benissimo, l'ho riletta benissimo la conversazione. Parliamo di un piccolo prestito che aveva fatto Vincenzo Senese a me di 4.000 euro, Sì. di 4.000 euro. E poi ci eravamo accordati che insomma gli davo questi soldi a 200-300 euro al mese, però con molta tranquillità, appena avrei ripreso l'attività lavorativa. E questo prestito quando gliel'aveva fatto? Ma stavo ancora insomma ai tempi del ristorante da Baffo. E cioè? Adesso c'è il 2016, il 2015, il 2016. E come mai poi, diciamo, dopo 2 anni Senese viene da lei a... No, non è venuto da me. Viene da lei, viene nel senso della figurata, cioè la chiama per dire ma come dobbiamo fare? Abbiamo parlato di altro e poi mi ha detto ma quando mi davo anche questi soldi? E lei come mai si è Essendo rivolto amico, a Senese per chiedere dei soldi? perché è un mio amico, perché abbiamo un rapporto tale, insomma, poi dei soldi è successo anche che io li ho prestati a lui, perché noi ci conosciamo da più di 30 anni con Vincenzo, quindi è successo anche che io l'ho prestati a lui. In questo caso lui li ha prestati a me, però insomma è tutto in maniera del tutto amichevole, insomma. Ecco, e chi era quell'altro con cui lui se la doveva prendere? Me la devo prendere, me la prendo con te o con quell'altro? Cioè chi è quell'altro? Non lo so. Qua a un certo punto dice, oh, ma te sei scordato là, compà, che devo fare? Con chi me la prendo? Con te o con quell'altro? Non c'ho problemi, basta che mi dici. Ma è un modo insomma di parlare così. Sì, e questo abbiamo detto. Non so chi è quell'altro, voglio sapere. Non lo so.
Lei non lo sa. C'era qualcun altro coinvolto, diciamo, in questa No, assolutamente. vicenda finanziaria? No, assolutamente. Un rapporto tra me e lui, ripeto, che è una cosa, insomma, che è successo anche io l'ho prestati a lui, così in maniera amicale, assolutamente. E poi glieli ha dati questi soldi? Gliel'ho dati, sì, certo. Quando 200-300 euro al mese gliel'ho dati, però nell'arco degli anni, perché non è che, insomma, era una cifra grande, e poi non avevo questa pressione da parte sua, essendo una cifra irrisoria. Però lui, diciamo, glieli chiede questi soldi, no? Insomma, Ma in questa telefonata abbiamo parlato di altro, poi ci dà anche questa cosa, però non è che, insomma, non me li chiede a brutto muso, come se no sarebbe venuto di persona lì, ma non è questo il caso. Senta, invece queste telefonate che lei, questi rapporti telefonici che lei ha con la signora Gaglione Raffaele, innanzitutto chi è la signora Gaglione Raffaele? È la mamma di Vincenzo Senesi. Ecco, ci sono queste conversazioni 20 aprile 2018, 15 giugno 2018 e 21 giugno del 2018. Perché vi davate appuntamento? Come mai, diciamo? Allora, tante volte veniva a prendere la carne da me per fare i pacchi, per mangiare. E queste non sono per carne, perché è chiaro il tante volte, quando non altre volte, io voglio sapere queste volte sempre qua. Per questo discorso del prestito di Senesi, di questa cifra che mi ha prestato Vincenzo. Poi Vincenzo capitava che spesso stava fuori per lavoro, siccome con la signora Gaglione, con Raffaella, mi conosce fin da bambino, non c'era Vincenzo, è passata lei a prendere questi 200-300 euro che gli davo mensilmente. Quindi, diciamo, questi appuntamenti con la signora Gaglione sono finalizzati a recuperare questi soldi? Sì, la chiamavo io, a prendere, se Vincenzo non c'era, passava lei. Senta, e poi la restituzione di questo denaro quando è avvenuta? Alla fine? Nello specie non lo so. Non se lo ricordo. Perché non era una cosa fissa mensilmente. Quando ce l'avevo, insomma, passavano, li prendevano, venivano a mangiare là, ce l'ho, ecco qua, diciamo, è una cosa così. Senta, ma lei questo ristorante di via Tuscolana 969, quando è stato, diciamo, avviato? Settembre 2017 l'apertura, il 1° settembre 2017 è stata fatta l'apertura del Quindi l'apertura 1° settembre 2017? Sì. Ho capito. Presidente, io non ho altre domande. Parte civile? Civile non ha domande. Difesa? Signor Presidente, signor Carroccia, 1° settembre 2017. 1° settembre 2017, sì. Prima di passare all'analisi accurata delle intercettazioni che la riguardano, che sono quelle oggetto anche dell'ordinanza cautelare, vorrei che lei ci parlasse un momento della sua vita imprenditoriale, nel senso la storia della sua famiglia dal punto di vista dell'imprenditoria. Cioè, tento di fare le domande, se sono troppo suggestive, Presidente, ma è solo per essere più sintetico con il mio esame e non lasciare campo libero, me lo dica perché la riformulo. Allora, prima cosa, lei che lavoro fa? Io, il ristoratore. Si rivolge al Tribunale perché io lo so. Mi scusi. Lei fa il ristoratore, i suoi familiari che cosa hanno fatto? Sempre attività di ristorazione. In che contesto di ristorazione? Avete un bar, avete ristorante? No, ristorante proprio. Ristorante. Che ristorante era? Allora, inizialmente, insomma, parliamo di più di 30 anni fa, la Campagnola in via Gerolevio, sempre in zona tuscolana, e poi da 24 anni la bisteccheria da Baffo. Chi era che gestiva la bisteccheria da Baffo? Mio padre e mia madre. Suo padre si chiamava? Nicola Caroccia. Sua madre? Palmieri Rosetta. Palmieri Rosetta. E c'erano altre persone oltre a suo padre e sua madre che erano coinvolte in questo ristorante? No, nell'arco degli anni poi siamo cresciuti e siamo subentrati io e mio fratello. Suo fratello si chiama? Caroccia Mauro. Allora, si ricorda quando lei inizia a lavorare da Baffo? Penso 15 anni fa, insomma, all'incirca. Diciamo rispetto alla sua età, così abbiamo un dato... Sì, 25-26 anni. Aveva lei 25-26 anni? Sì, all'incirca, 30, insomma.
c'è una bella differenza. All'incirca, Non se lo ricorda. Inizia a lavorare e a gestire questo ristorante da baffo che c'era da tanto tempo in via Tuscolana, era via dei Fulvi? No, via dei Fulvi 8, sì. Via dei Fulvi 8. C'erano ancora suo padre, Sì, sua era ancora madre in e vita, suo fratello. sì. A un certo punto c'è un avvicendamento nella gestione del ristorante? Un avvicendamento? Nella gestione del ristorante, cioè cambia qualcosa nella gestione del ristorante? Nell'arco degli anni siamo cresciuti e la stavamo gestendo noi. Deve per favore, siccome questo processo Sì. è importante, è il primo processo serio che lei affronta nella sua vita, vorrei che lei dicesse bene come stanno le cose. Entrate lei e... Io e mio fratello. E suo fratello. Sì. Entrate con una società? Sì, è stata costituita nel 2015 per la società l'RDM, che era intestata a mio fratello e un 5% a mia madre. Palmieri Rosetta. Palmieri Rosetta. Ci fu una particolare ragione per la quale si decise, prima domanda era suo padre era ancora in vita? Sì, certo. Quindi questa decisione di costituire questa società per la gestione di questo ristorante provenne da suo padre? Sì, insomma tutti e quattro, una decisione presa tutti e quattro. Suo padre aveva un po' abbandonato le redini del ristorante? Sì, non stava molto bene di salute e quindi... Quando è deceduto suo padre? Nel 2017, scusa, 2 anni fa. 2019? Sì, 2019. Senta, della RDM venne nominato un amministratore? Sì, mio fratello Caroccia Mauro. Per quale ragione? È una decisione presa in famiglia, abbiamo preso questa decisione, non c'è una specifica. Lei si è adeguato a questa decisione? Sì, certo, non era un problema per me. Ma lei lavorava all'interno del ristorante? Sì. Con che mansioni? In sala gestivo un po' tutto, fornitori, carne, la sala. In questo periodo di condivisione delle vicende di baffo, lei con suo fratello ci andava d'accordo? Inizialmente sì e nell'ultimo periodo no. Dopo che è stata costituita la società nel 2015, che era lui l'intestatario, abbiamo avuto dei problemi. Senta, lei non aveva nessuna quota sociale intestata di questa società, ma i proventi di questa società le pervenivano regolarmente quando c'era suo padre? Certo. Cioè guadagnavate tutti in questo ristorante? Certo. Il locale di famiglia. Una domanda secca alla quale può darmi una risposta articolata o meno, ma lei con Baffo 2 e Baffo 2 Fish c'entra qualcosa? No. No, non ha mai ricoperto ruoli né gestito questi locali? No, perché già ero andato via, già avevo preso la mia strada sull'altro locale a via Tuscolana. Ha mai avuto ruoli o quote nella società Baffo 2019 SRL? No. Senta, si ricorda quando si è allontanato dal ristorante di famiglia e le ragioni che hanno determinato il suo allontanamento? Allora, le ragioni sono i continui litigi con mio fratello e l'anno era intorno 2016 all'incirca. 2016? Sì. Ha preso una liquidazione o una buona uscita per uscire? No. Suo padre era in vita ancora? Sì, ancora era in vita. Dopo che è andato via, che progetti aveva? Avevo progetti di aprire un altro locale, lo stavo cercando lì in zona perché dopo erano tanti anni che stavamo in zona, erano abbastanza conosciuti, quindi lo stavo cercando lì in zona e l'ho trovato a via Tuscolana, quello la Baffolona Burger. Si ripete il civico? 969. 969. Senta, lei era già sposato? Certo, sì, da 19 anni. Mi ridice il nome di sua moglie? Ronci Ilenia. Avete dei figli? 2 figli. Bene. Senta, questa iniziativa di prendere questo locale in via Tuscolana 969, me la può descrivere sommariamente, poi se c'è bisogno di fare delle domande gliele faccio, come è maturata e le dinamiche che ha avuto? Ok, allora ho individuato questo locale Guardi, io lo so, lo deve dire al tribunale. Ho individuato questo locale tramite amicizie, sì. che sapevo che stava vendendo. Ho preso questo locale perché non c'erano da fare lavori, il locale già era pronto e poi c'era una formula che mi agevolava perché non
non bisognava sborsare dei soldi per entrare. Quindi La interrompo un momento. Che vuol dire che il locale era pronto? Era già un ristorante? Doveva solo fare la spesa, tutto funzionante, bisognava solo entrare, fare la spesa e dal giorno dopo potevi lavorare. Cioè c'erano le stigliature, i tavoli, la cucina e quant'altro? Tavoli, sedie, tutto pronto. Con chi ha avuto contatti per con la questo? TG, con Chiesa, col signor Chiesa. Si ricorda il nome? No, il nome no. Potrebbe essere Sergio Chiesa? Certo, Sergio, sì. Mi può descrivere come lei ha reperito questo locale? Cioè, nel senso, come è andata che l'ha trovato questo locale? Me l'ha segnalato un mio amico, sempre lì di zona, che Chiesa aveva un altro bar più avanti, perché questo inizialmente era un bar. Me l'ha segnalato, io sono andato a parlare con... Si ricorda la persona che gliel'ha segnalato, come si chiama? Fabrizio, sì. Fabrizio, Fabrizio, no, deve dire nome e cognome. Il cognome non lo so, Fabrizio. Ma non era Fabrizio Piscitelli? No, assolutamente. Okay. No, un ragazzo insomma che fa vendita di immobili. Le ha detto c'è questa possibilità. Sì. Ora, lei va a parlare con Chiesa, certo, presumo. Sì. Qual è stata la proposta che le fece Chiesa? Ci siamo accordati subito con questa modalità di acquisto del locale, sarebbe un affitto di ramo d'azienda finalizzato all'acquisto finale, cioè c'erano 11.300 euro al mese di... Aspetti, poi andiamo nei dettagli dell'operazione commerciale. Sì. Nel momento in cui Chiesa le propone questo, sì, lei aveva particolari necessità di denaro per cominciare questa attività? No, perché ripeto, il locale non servivano soldi per iniziare, perché già era pronto, bisognava solo fare la spesa e iniziare a lavorare. Anche per la modalità di pagamento era 10.000 euro al mese, sì, quindi iniziando a lavorare però, quindi erano 21.300 euro al mese, di cui 11.300 era l'affitto delle mura e 10.000 euro andavano a scalare l'importo pattuito per l'acquisto del locale, quindi era un affitto di ramo d'azienda finalizzato all'acquisto. Stiamo parlando dell'atto che abbiamo prodotto al Tribunale in apertura del Dibattimento. Lei quello fatto dal notaio, sì, con Chiesa. Questo atto interviene nello specifico tra una società, si ricorda il nome della società? Baffolona Burger e DEG Consulting. Sì, DEG Consulting di chi era? Chiesa Sergio. Invece la Baffolona Burger era stata costituita da poco. Certo. Si ricorda da chi era stata costituita? Sì, Su indicazione di chi? Roncilenia e Loigos, che è una società immobiliare di un mio amico. Che si chiama? Giuseppe Montella. Giuseppe Montella ha particolari legami con la famiglia senese per caso? Assolutamente no. Non c'è. Chi è Giuseppe Montella? È un signore che fa costruzioni, ristrutturazioni, avevamo anche il progetto di aprire dei negozi di ristrutturazioni sempre lì in zona. È un suo amico Giuseppe Montella? Certo, da anni, sì. Bene. Senta, la società aveva un oggetto sociale, nello specifico era quello della ristorazione? Sì. Come nasce l'idea di chiamare Baffolona Burger? Perché quando stavo da Baffo avevamo messo insomma questo nome a un tipo di carne, sì. E diciamo l'avevo tra virgolette inventato io e quindi ho portato avanti questo progetto, ho registrato il marchio Baffolona e ho portato avanti questo progetto aprendo il locale Baffolona. Si ricorda quando è stata costituita? È un dato documentale, ma per chiarire bene i passaggi, Baffolona Burger? Sicuramente prima del settembre 2017. Potrebbe essere il dato è documentale 4 maggio 2017? Sì. Bene. Senta. Scusi, il 4 maggio 2017 è stato registrato il marchio? È stata costituita la società. La successiva domanda era quella che le ha anticipato il Presidente. Il marchio è stato registrato? Sì. È stato registrato in un momento successivo? Non ricordo. Non so, comunque è stato registrato questo marchio. Quello sì. In esclusiva? Assolutamente. Senta,
interrompiamo un attimo il percorso per andare a esaminare le conversazioni che lei ha intrattenuto relativamente a questo argomento con Senese Vincenzo, classe 77. Io prima di passare alle domande sulla intercettazione che è stata valorizzata dalla Procura della Repubblica, le voglio fare una domanda. Lei dove ha abitato in giovinezza? A Tuscolana, via Papiglia. A Tuscolano. Di preciso via Papiglia, zona Don Bosco, Tuscolana. Vincenzo Senese, classe 77, dove ha abitato? A via Telegono, che stava a 500 metri in linea d'aria, insomma. Voi vi conoscete da tanto tempo? Più di 25 anni. Più di 25 Sì, anni? sì, da bambini. Siete stati amici da ragazzi? Sì, come no. Avete avuto le stesse amicizie, avete fatto dei percorsi diversi, ma insomma vi siete sempre frequentati? Assolutamente sì, vacanze insieme, siamo cresciuti insieme praticamente. Senta, ma lei ha rischiato pure di imparentarsi con questa famiglia? Vabbè, da no, bambini. È una battuta, è una boutade, però voglio dire, perché? Vabbè, ero tanto amico con Santina, c'era una simpatia, ma da bambini, insomma. Va bene, quindi insomma, diciamo che è stata una frequentazione assidua di questa famiglia. Assolutamente sì. Nello specifico, questa frequentazione assidua con questa famiglia ha riguardato anche altri membri della famiglia? Sì, conosco un po' tutti, io, logicamente alle feste, insomma, ci siamo incontrati. Ma rispetto a questo processo di cui lei sa chi è, in cui lei sa chi è coinvolto, sì. Con chi ha avuto rapporti di questa famiglia? Rapporti con Vincenzo più che altro, però ripeto, conosco un po' tutti quanti. Quindi conosce bene anche la mamma? Certo, come no, certo. Raffaella Gaglione? Sì, assolutamente sì. Lo conosce Michele Senese? Sì, è capitato insomma di vederlo, di vedere anche lui, sì. Anche con lui ha avuto particolari rapporti di simpatia e di frequentazione? No. Senta, in tutti questi suoi anni di frequentazione, lei ha avuto modo di conoscere la natura delle vicende giudiziarie che hanno riguardato la famiglia Senese? Tramite i media, insomma. Non ne hanno mai parlato con lei? Cioè, no, perché lei si è mai interessato alle vicende della famiglia Senese dal punto di vista giudiziario? No. L'hanno mai vista coinvolta le vicende giudiziarie della famiglia Senese? No. Però lei è un precedente, può spiegare al Tribunale di che cosa si tratta? Sì, vabbè, da ragazzi avevamo 18 anni, con Vincenzo Senese stavamo partendo per le vacanze in Sardegna e con un po' di hashish, e ci hanno arrestato da bambini a diciamo 19 anni, insomma. Ecco, stiamo parlando di quanto hashish eravate portati? Ma mezzetto, una cosa del genere. Insomma, sì, eravamo una bella comitiva, poi. Una bella comitiva, e tra i quali c'eravate anche voi due. Certo. Sì. Lei si ricorda, patteggiò la pena, qualcosa di questo genere? Insomma, finì subito questa vicenda. Sì, insomma, era stupido. Di quando stiamo parlando? Avevamo 19 anni, 20 anni al massimo. Insomma. Va bene, poi c'è il casellario giudiziale. Sì. Ha avuto altre vicende giudiziarie che l'hanno riguardata con la famiglia Senese? No, ma questa è stata la vicenda che... Sì. Ok, andiamo avanti. Lei si ricorda quando aprì, lei ha detto settembre 2017, ma esattamente quando aprì il ristorante? 1° settembre. 1° settembre 2017. Di Baffolona Burger. Baffolona Burger. Siamo passati, lei già se n'è andato, non ha trovato questo. Chi viene a lavorare in questo ristorante? Vabbè, mia moglie, il cuoco, i camerieri. Qualcuno della famiglia Senese? No. Senta, conversazione telefonica gliel'ha chiesto prima il pubblico ministero, 424. È il 18 marzo del 2017, è quella che riguarda Fabrizio Piscitelli. Sì. Il Lazialotto. Ok. Si ricorda dove le era stato proposto il ristorante in centro? Zona Ponte Milvio. Zona Ponte Milvio. Sì. Una zona che lei frequenta abitualmente? Quando si poteva andare allo stadio, sì. Sì. La sua amicizia con Fabrizio Piscitelli è anche legata alla fede calcistica? Certo, sì, anche quello. Cioè lei andava allo stadio a vedere la Lazio? Sì. Quindi non solo territoriale perché era del Tuscolano, ma anche perché andavate allo stadio insieme? Certo. È stato mai coinvolto nelle vicende ben note che hanno riguardato Fabrizio Piscitelli? No, assolutamente no. Di nessun tipo? Né calcistiche né extracalcistiche? No, niente.
Senta, e relativamente appunto a questo locale, lei ne parlò con Vincenzo Senese? Sì. Ne parlò amichevolmente, oppure sto parlando del locale Centro? Oppure... in centro? Sì, in centro. Sì, così parlando. Dove sta andando? Sto andando a vedere il locale lì al centro. Manifestò mai un interesse ad essere coinvolto in questa iniziativa il Vincenzo Senese, classe Del locale 77? Centro? Sto parlando del centro. No. Mai. Ora, in questa conversazione telefonica che lei ha potuto leggere tranquillamente, si fa un esplicito riferimento ad un interessamento lato di Vincenzo Senese a questa iniziativa. Come mai lei, gliel'ha fatta anche il pubblico ministero, vorrei che la dettagliasse un pochino, come è nato l'interesse di Vincenzo Senese, se si è concretizzato, come lei gliene ha parlato e in che termini gliene ha parlato? Ok, allora parlando mi aveva esposto la volontà di aprire un ristorante, insomma, dice mi piacerebbe. Poi quando siamo andati avanti, insomma, quando io ho trovato il locale l'ho chiamato più di una volta, però evidentemente ci aveva ripensato e non è più venuto, insomma. L'è mai venuto a visitare questo ristorante? No. Aspetti, prima che lo aprisse, non sto parlando. Assolutamente no. Quindi lei è un'iniziativa che ha posto in essere da solo, sostanzialmente? Sì. È stato aiutato in qualche modo dalla famiglia Senese con dei prestiti per operare questa iniziativa? Ma no, non c'era neanche bisogno, come ho detto prima, il locale non servivano dei soldi da cacciare per entrare nel locale. Il locale già era pronto e c'era questo affitto di ramo d'azienda, era dilazionato in 21.300 euro al mese che andavano pagati col lavoro, quindi non c'era necessità di soldi. Quando Vincenzo Senese le fa riferimento ad un interesse per le sue iniziative imprenditoriali, voi fate anche riferimento a Milano, alla città di Milano. Sì. Di cosa si trattava? Stiamo parlando della medesima conversazione, se non sbaglio. Anche quelle erano insomma tutte cose che uno voleva fare, però poi alla fine non si è concretizzato nulla anche lì di Milano, e lui lavorava presso Milano, aveva qualche conoscenza su, e si diceva di aprire un altro locale, di aprire un locale lì. Si è mai concretizzato in qualcosa questo? Lei a Milano ci è andato a vedere luoghi dove andare a costituire? Sono andato, ma no, con Vincenzo Senese. Per fare dei ristoranti? No. A Milano? No. No, un viaggio di piacere, a vedere la Lazio magari ci è andato. E vabbè, basta dirlo, tanto non avremmo perso sicuramente, quindi non è. Senta una cosa, quando lei parla con Vincenzo Senese, lei in più di un'occasione in questa conversazione lo invita a partecipare a questa iniziativa. Sì. Le leggo un passaggio, quello è una bella cosa, quello viene una bella cosa, fa riferimento sicuramente a questo anche temporalmente, a Via Tuscolana. Sì. Ci divertiamo, guadagniamo senza spendere tanto e poi piano piano vediamo come. Che vuol dire questo passaggio? Cioè, di cosa state parlando? Qual è il tenore di questa conversazione? Che al di là del contenuto letterale poi si comprende che è meramente esplorativa. Sì. Che cosa vi dicevate? No, perché io, come abbiamo detto, avevo registrato il marchio, poi avevo dei progetti, insomma, di fare del franchising su questo marchio, e quindi essendo amico, poi anche lui aveva esposto sta volontà di aprire il locale, ne stavo parlando pure con lui, insomma. Questa telefonata la leggiamo tutti e sostanzialmente, quindi siamo nella fase progettuale, siamo a marzo del 2017, lei aveva trovato il locale ma non aveva ancora cominciato a lavorarci. Sì, forse a marzo ancora non l'avevo trovato. Comunque l'aveva visto, perché si parla del fatto ci divertiamo, stava vedendo, non è? L'ulteriore conversazione interviene circa 3 mesi dopo, siamo al 2 giugno del 2017 ed è ancora una conversazione, gliel'ho fatta leggere, ma era anche nell'ordinanza cautelare, del 12 giugno 2017. Sono le 20:27:03, progressivo 7228 del RIT 1531 del 2017. In questa conversazione mi pare
che lei faccia riferimento espressamente alla circostanza che c'è un appuntamento per poter andare a vedere questo locale. Siamo a giugno, quindi lei ha costituito già la baffolona, ma è entrato nel locale in questo momento? Siamo a giugno? Sì, lo stavo vedendo. Lo stava vedendo. Già l'ho visto da fuori, però lo devo vedere insomma all'interno il locale. Quindi quando lei gli dice io ho appuntamento per andare a fare gli ultimi dettagli e quant'altro, è questo che sta dicendo a Vincenzo Senese. Sì. A questo appuntamento venne Vincenzo Senese? No. Lei dice espressamente in questa conversazione telefonica: guarda, dimmelo subito perché altrimenti io vado da solo. Sì. Andava da solo perché andava da solo all'appuntamento o avrebbe intrapreso questa iniziativa da solo? No, avrei intrapreso l'attività da solo perché insomma avevo visto che non ha più interesse. Comunque lei era determinato a farla questa cosa? Sì, certo. L'ha fatta poi da solo? Certo, con l'Oikos, con l'alta società. L'interessamento di Montella, che è la successiva domanda, interviene in un momento successivo rispetto al 12 giugno del 2017? Sì. Nonostante la baffolona sia stata già costituita prima e con l'intervento di Montella? No, allora... Cerchi di ricordare questo passaggio. Questo passaggio non lo ricordo molto bene. In che termini è intervenuto Montella economicamente? No, Montella, come ho detto prima, stavamo anche aprendo una società per fare ristrutturazione sempre lì in zona e dove abbiamo aperto anche questo locale, questo ristorante, insomma. Va bene, quindi diciamo c'era Montella, ma lei ne parlava ancora con il suo amico sostanzialmente, ma il suo amico sostanzialmente non... Sì, ma già l'avevo capito, insomma, che non voleva più andare avanti, ma che non si è mai concluso. Anche a livello d'amicizia a fargli vedere il locale. Senta, adesso lei entra nel ristorante Baffolona Burger, lo apre, mi dice più o meno questo ristorante se parte subito alla grande, quanto guadagnava, sì. che cosa è successo, sì. Se il suo nome e la sua storia di ristoratore in qualche modo ha pesato nelle sorti di questo nuovo locale. Allora, vabbè, a parte che facciamo tanta pubblicità anche per radio e per televisione. Aspetti, perché ci sono delle conversazioni, lei ha introdotto questo argomento, in alcune conversazioni che riguardano altri soggetti si parla di pubblicità. Voi avevate rapporto con le radio private per la pubblicità? Certo, sì. Ma per Baffo già? Sì, già per Baffo, già anche ai tempi di mio padre facciamo già pubblicità per radio. Ecco, si ricorda chi era il referente per la pubblicità di Baffo presso le radio private e quali radio private? Chi era il suo referente, la persona con la quale parlava lei? Alessandro Zampulla per la Lazio, c'era Cestoni per la Roma, erano vari, Luca Casciani. Tutta una serie di persone che lei aveva ricontattato. Certo. Gli aveva detto che apriva questo nuovo locale. Sì. È così? Quindi entra in questo locale e inizia bene o male? Sì, subito bene, vabbè, insomma la posizione era ottima, poi come dicevo siamo abbastanza conosciuti in zona, già dal primo mese siamo andati intorno ai 60.000 euro all'incirca, logicamente documentato perché era tutto scontrinato e abbiamo fatto più di 60.000 euro. Ne doveva pagare sempre 21.300? 21.300, sì, più le radio, insomma. Insomma, sostanzialmente se dovessimo fare i conti che si fanno in casa, lei alla fine del mese quanto riusciva a mettersi in tasca? Intorno ai 4-5.000 euro. Pagando anche le maestranze e i fornitori? Pagando tutto, logicamente i dipendenti, quindi diciamo i fornitori, le radio pure. Un buon risultato questo? Sì. E come mai dopo questo risultato, cioè quanto è durata l'esperienza di Baffolona Burger? Un anno. E perché lei l'ha abbandonata? Siamo arrivati all'inizio, era così, poi siamo arrivati anche a 100.000 euro di quindi è andata ancora meglio? Sì, diciamo. Assolutamente, era in crescita, sì, quello sicuramente. Perché era troppo il tempo impiegato, le spese erano tantissime e quindi ho deciso di abbandonare. È stata una scelta condivisa con sua moglie? Certo. Mi dice quanto tempo stava all'interno di questo locale allora, lei? Era aperto dalle 7 di mattina alle 2 di notte il locale. Io logicamente non stavo tutte quelle ore, però arrivavo alle 10:30 fino a mezzanotte, all'1, poi sempre aperto, orario continuato, quindi era molto impegnativo.
E lei dove abitava in quel periodo? Continuava Io ad abitare in zona? Sì, sempre a Santa Maria delle Mole. A Santa Maria delle Mole. Nel frattempo lei aveva anche questi 2 bambini piccoli, sua moglie certo. li doveva gestire? Piccoli, insomma, avevano già 15 anni, 14, ora hanno 18. Insomma. Sì, diciamo, sì, comunque ragazzi, un po' bisogna stargli appresso. Chi se ne occupava, lei o sua moglie? Più che altro mia moglie. Quindi sua moglie le dava poco aiuto in questo ristorante? Sì, non molto. Lo doveva gestire sostanzialmente da solo? Sì, praticamente sì. Senta, a un certo punto lei decide quindi di dismettere questa azienda. Sì. Lascia dei debiti? Sull'azienda no. Sì. Nessuno le è venuto a recriminare nulla. Come è avvenuta la dismissione di questa azienda? Abbiamo riconsegnato le chiavi al Chiesa. Ed è finita lì? Sì, abbiamo sciolto il contratto. A questo punto che cosa ha fatto lei? E poi ho cercato, già ho individuato un altro locale vicino casa, quello dove sto adesso, in via dei Laghi 12, a Ciampino. Via, mi scusi? Via dei Laghi 12, a Ciampino. E come si chiama questo locale? Locanda Baffolona. Con chi questo viene, diciamo, questo locale viene gestito da una società o da persone fisiche? Sì, l'Appia 771 si chiama la società. Questa società con chi l'ha costituita? Allora, inizialmente dovevamo aprire un altro locale che stava a via Appia 771 appunto, però questo locale sta proprio sull'Appia Antica, sta proprio sulla zona dell'Appia Antica, e ci hanno fatto dei problemi per i permessi per il ripristino della canna fumaria, e quindi ho deciso dopo un po' di tempo ho deciso di abbandonare e andare a via dei Laghi 12. Apposta la società si chiama Appia 771. Chi sono i soci? Luciani e Marotta. Ci siete anche voi, lei e sua moglie, in questa società? Sì, adesso io sono amministratore e Marotta è socia, però insomma la stiamo liquidando. Non so se l'ha detto, ma quando dismette Baffolona Burger? Dopo circa un anno. Potrebbe essere maggio 2017, è un dato documentale che abbiamo dato. 2018. Scusi, sì, maggio 2018, abbia pazienza, è stato un errore mio. In questo nuovo locale, Locanda Baffolona, ci lavora lei? Certo. Sì. Come vanno le cose rispetto? Benissimo, sì, questo è un altro... Avete anche delle spese inferiori rispetto? Molto meno. Ecco, mi può dire 4.500 euro al mese rispetto ai 21.300. Il locale è molto più grande, ha uno spazio esterno molto ampio, più di 150 persone esterne, quindi... Riesce a mettersi qualcosa di più in tasca lei? Porca miseria. Va bene, diciamo... Insomma, sì. Sì, scusa, va bene. Sì. Allora, se le chiedo se qualcuno dei senesi è interessato a questa nuova iniziativa? No, assolutamente no. Non gliel'ha nemmeno prospettato lei? No, no. Telefonata, intercettazione telefonica del 28 settembre 2017. Ore 14, 28 e 41. Prima il pubblico ministero le ha rappresentato, è la famosa conversazione che riguarda la restituzione di 2-3. Sì. Ora, mi ha detto che lei lo conosceva Giovanni Giuliano? Certo, sì. E mi ha detto anche le ragioni, mi pare, l'ha detto al tribunale. Sì, mi forniva la mozzarella di bufala. Sì, fornitore. Sapeva che si conoscevano lui e Vincenzo Senese? Certo. Sì. Le ragioni di questa conoscenza? Tra loro due? Sì. Credo che siano cugini, parenti, insomma. Va bene, quindi lei non si è nemmeno stupito che al telefono di Giovanni Giuliano ci fosse Vincenzo Senese? No, perché? Ora, questa è una conversazione che, a volerla ascoltare, è una conversazione tra due amici che scherzano. Lei a un certo punto dice, e siamo a settembre del 2017, quindi lei ha aperto da 28 giorni, se non sbaglio, questo locale, sì. E lei gli dice, dai,
dammi un attimo di tempo, dai, un attimo, un altro po' di tempo, tanto ormai non è che un mese in più, un mese in meno, dammi un po' di tempo, non mi scordo di te. Sì. A cosa si faceva riferimento? A quel prestito che dicevamo prima di... Lei era stato mai diciamo, pressato prima per la restituzione di questo prestito? Ma no. Fu l'occasione così Sì, per inizialmente è stato quel periodo senza lavoro e poi appena ho iniziato a lavorare logicamente era una cosa che io volevo corrispondere. Certo, mi dica solo una cosa, lei ha iniziato da un mese, ma quando gli rispondere, adesso qui sono parole di Vincenzo Senese, sei un macello, sei vabbò, così che le dice, e lei dice sempre a correre qua, solo spese, perché ancora doveva fare i conti del primo mese che aveva aperto? Sì, quanto le rimaneva in l'inizio tasca? è sempre più, insomma, aleatorio, diciamo che non si sa come va a finire. Certo. Va bene. Senta, dopodiché c'è un'ulteriore conversazione, no è la stessa, perdonate, perché è il proseguimento di questa. Dopodiché passiamo alle conversazioni che intervengono con Raffaella Gaglione. Sì. Allora, qui siamo addirittura al 20 aprile del 2018, quindi siamo in prossimità della chiusura di Baffolona Burger, via Tuscolana. Sì. Era capitato in altre occasioni, adesso io gliele ho fatte leggere, ma lei ha ricordo di interventi ulteriori da parte di Raffaella Gaglione che le sollecitava la restituzione di denaro? Rispetto a questi che le ho fatto leggere? No, Vincenzo in quel periodo non c'era, che era fuori, è capitato che è passata Raffaella, che è passata, che la chiamavo pure io, insomma, per questa piccola somma che mi aveva prestato. Quindi c'è stata una conversazione, tra l'altro queste conversazioni fanno riferimento a dei presunti appuntamenti che poi vengono disdettati immediatamente, certo. Cioè la Gaglione non le ha mai fatto pressioni. Ma che scherzi, no. La Gaglione conosce sua madre? Certo, conosceva mia madre, conosceva bene mio padre, come no, sì. Lei ha detto che poi questi soldi li ha restituiti? Sì. Ha avuto altre richieste di qualsiasi tipo da parte della famiglia Senese? Ma no. No. È rimasto in buoni rapporti con la famiglia Senese? Certo. In particolare con Vincenzo? Sì, certo. Senta, siccome si è fatto riferimento in questo processo molte volte ad un capo di imputazione che non la riguarda, però in qualche modo anche per comprendere il suo eventuale coinvolgimento con questa famiglia e con le vicende che si sostiene possono avere interesse per questo processo. Adesso io vorrei chiederle qualcosa su un altro locale che si chiama Baffolona Burger, che è in via Amsterdam, a Roma. Ok, sì. Mi dice come nasce il suo coinvolgimento in questa iniziativa imprenditoriale? Sì. Allora, io stavo lì a via Tuscolana e come cliente c'era anche... Premetto, Presidente e signor Tribunale, sapete che non è oggetto di contestazione specifica al Daniele Garroccia, ma se ne è parlato e ritengo che possa avere un significato parlarne ancora. Quindi prego. Allora, avevo il ristorante lì a via Tuscolana, come cliente c'era anche Alessandro Savarese, che lui faceva anche lui le costruzioni, però insomma si era messo in questa avventura della ristorazione. E io, siccome come ho detto prima ho fatto la registrazione del marchio Baffolona, lui con la sua società Rostef aveva questo locale e io gli ho dato il nome inizialmente, per fare una futura collaborazione a livello di franchising e poi dopo pure lì, dopo circa un paio di mesi, non ci siamo accordati col discorso della royalty e abbiamo abbandonato il progetto. Lei è stato dipendente di questa società? Certo. Per quanto tempo? Per 2 mesi, gli ho dato il nome, quindi giustamente sono andato... Cioè il brand commerciale sostanzialmente? Brand commerciale, sì. Però la società era via Tuscolana Baffolona Burger e Rostef invece gestiva Viale Amsterdam. Quindi era solamente il marchio sull'insegna? Solo il marchio sull'insegna per una futura collaborazione a livello di franchising, cioè loro a me dovevano pagare una royalty.
Questa royalty era sostanzialmente corrisposta all'inizio da questo pagamento, questi emolumenti come dipendente? Sì, io sono io sono stato lì inizialmente, logicamente con un piccolo compenso per impostare il locale. Lei quindi su questo locale lo ha frequentato? Sì, un paio di mesi, sì. Un paio di mesi, cioè lo conciliava le sì, due, facevo un po' di là, le due cose. Certo. Più che altro perché pure anche per impostarlo a livello di fornitori. Era lei la persona conosciuta? Certo, sì, sì. E in questo ristorante lei ha mai avuto un ruolo gestorio, cioè lo gestiva lei il ristorante? No, la Rostef di Alessandro Savarese, io come dicevo. E chi lo gestiva il ristorante in concreto? Alessandro Savarese. E c'erano altre persone che... Sì, altri dipendenti, certo. E tipo me ne può fare qualcuno? Sì, c'era anche Ugo Di Giovanni che si occupava della sala. Direttore di sala? Sì, sì. Direttore di sala. Dei dipendenti della sala. Nell'ambito mentre il Tribunale ha esplorato questo capo di imputazione è emerso un altro nominativo, quello di Alessandro Aloise. Sì. Chi è Alessandro Aloise nell'ambito di questa vicenda? Allora, Alessandro Aloise è anche lui abitava proprio vicino lì a Tuscolana. Quindi una persona che conosce anche lei? Sì, è un cliente del ristorante. Del ristorante di quale ristorante? Via Tuscolana 969. Quello anche di Baffo? No, di Baffo no, solo via Tuscolana 969, perché abitava proprio lì su via Tuscolana. E lui aveva proposto a me inizialmente, avendo delle cooperative, se mi serviva assumere del personale con la sua cooperativa. Me lo spieghi bene questo perché non ho capito bene. Lui aveva proposto a me, avendo una cooperativa, sì, se mi serviva del personale, assumere del personale con la sua cooperativa. A me non cioè al Baffolona Burger. Baffolona Burger. A me non serviva. E quindi gli ho proposto, insomma, gli ho fatto conoscere Alessandro Savarese col locale di Viale Amsterdam e hanno fatto una quindi lei è stato il gancio tra Savarese e Aloise? Sì. Senta, al suo ristorante Baffolona Burger i senese quando venivano mangiavano gratis? No, facevano lo sconto come in amicizia? Certo, come se viene lei avvocato, lo sconto io lo faccio. Io no, però io ho finito. Va bene, ci sono altre domande? Prego, per la Avvocato posizione Leto. Angelo Senese e Vincenzo Senese classe 90. Buongiorno. Buongiorno. Scuso, lei ha detto che conosce quasi tutti i membri della famiglia Senese. Sì. Conosce Angelo Senese e suo figlio? Certo, sì. Lei prima ha detto che lascia il Baffo, il vostro ristorante storico, quello di famiglia, sì, nel 2016. Per caso lei che mansioni aveva all'epoca nel ristorante? Di cosa si occupava? Io un po' di tutto, dal commercialista alla gestione del personale, i dipendenti, dell'acquisto, i fornitori, un po' tutto. Durante quando c'erano i servizi, diciamo a pranzo e a cena, era anche presente all'interno del ristorante? Sì, certo. E cosa faceva? Quali erano le sue mansioni? Alla cassa, al servizio dei tavoli, insomma. Ok. Sì. Per caso lei nel 2015 sì, ha assunto Vincenzo Senese classe 90, il figlio di Angelo Senese? No. Lei per caso è a conoscenza se presso il ristorante Baffo, quello che poi gestiva suo fratello, sì, è stato suo fratello a assumere Enzo Senese, Vincenzo Senese classe 90? Allora io, come ho detto prima, con mio fratello non ho avuto più rapporti, però da quello che so sì, che è stato assunto dopo. E sa se per caso Vincenzo Senese era un cameriere? Assunto, lavorava lì, poi non so se tecnicamente insomma è stato assunto. Sì, ma lei sapeva che Vincenzo Senese era un cameriere, aveva esperienza in questo settore? Ha parecchia esperienza perché è stato anche in Inghilterra un paio d'anni se non erro, quindi ha parecchia esperienza a livello di sala, sì. Barman a livello di sala è molto preparato. Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Prego. Solo per chiarezza del Tribunale, stiamo parlando di Vincenzo Senese classe 90. Ok. Sì. Va bene. Ci sono altre domande? Va bene, allora voi avete domande, Elena, Andrea? No. Va bene, si può accomodare, signor Grazie. Roccia? Va bene.
bene, dunque l'attività prevista per oggi è terminata, quindi ci rivediamo all'udienza del 14 giugno 2021, aula Occorsio, ore 9:30, per esame dei 3 dichiaranti ex articolo 195, l'esame degli imputati previsto per quell'udienza ove intendano sottoporsi e le dichiarazioni spontanee. L'esame degli imputati, Presidente, era previsto per la prossima volta. Era previsto Vestiti, Sorrentino, Senese classe 90, Barretta, Cosentino e Pezzini. Sì. Volevo capire se tutti confermano di sottoporsi. All'epoca avevano detto così. La Pezzini. Sì. Quindi Vestiti, Sorrentino, Barretta, Cosentino, Pezzini, Vincenzo classe 90 più le dichiarazioni spontanee. Questo è quello che avevamo. Presidente, io volevo chiedere questo: se per le dichiarazioni spontanee è prevista anche la possibilità di andare oltre il lunedì, cioè se anche a qualche udienza successiva, perché anche per la mia posizione diciamo che è giusto per rendermi conto. Vediamo, Avvocato, perché dovremmo essere arrivati alla fine dell'istruttoria alla prossima udienza, quindi francamente mandare solo per le dichiarazioni spontanee di Miserino. Dico, io sto chiedendo, sto cercando di capire come teoricamente se vengono i dichiaranti ex articolo 195 e se gli esami consentono, dovrebbe essere l'ultima udienza istruttoria, quella del 14. Ha capito? Se così non fosse, d'altra parte noi abbiamo anche le udienze della settimana successiva, poi il 14 faremo un pochino un calendario più preciso, più sarebbe importante. Però se fosse solo per le dichiarazioni del Miserino, tenga presente, Presidente, che si tratta di 2-3 minuti al massimo di dichiarazioni spontanee. A maggior ragione non faremmo un'udienza istruttoria solo per tenere in piedi le dichiarazioni Miserino, ha capito? Però comunque il Miserino la può fare casomai anche quando inizia la fase della discussione, questo certamente, un po' prima che finisca, quindi se non vuole fare l'esame può rendere delle dichiarazioni quando vuole, le può rendere anche prima della discussione. Sì, faremo così allora. Consentitemi però di indicare tutti i soliti adempimenti, cioè organizzazione di videoconferenza per gli imputati detenuti fuori Roma. Io però lo dico, non fa niente, tanto si registra. Traduzione degli imputati che sono detenuti nelle strutture carcerarie capitoline. Autorizzazione a venire con mezzo proprio per gli imputati detenuti agli arresti domiciliari per questo titolo o comunque sottoposti a misura per questo titolo. Non si dispone traduzione di Giovanni, mi pare, vero? Perché dovrebbe essere di Giovanni, perché è rinunciante a comparire per tutte le udienze calendarizzate ed è comunque detenuto per altra causa. Va bene, grazie, abbiamo terminato. Mi pare che volevo un attimo avere un planning su quella settimana concentrata dal 20 al 25, cioè mi pare aver capito prima che... Ce l'abbiamo lunedì il planning, va bene? No, ma noi abbiamo un problema di organizzazione, sta parlando con il pubblico ministero, ma una settimana di discussione, una settimana di integrazione? No, non è una settimana di discussione. Questo è sufficiente per darci un sabato e una domenica più sereni. Non è una settimana di discussione, questo ve lo possiamo dire già da adesso. Ma in realtà sono preoccupato più di quello che sono. No. Però durante le osservazioni e le richieste, l'istruttoria per lunedì si chiude. Se si chiude per lunedì bene, altrimenti abbiamo delle udienze in eccedenza, però la discussione ve lo diciamo subito, avvocati, perché la mandiamo a dopo l'estate, va bene? Poi vi daremo delle indicazioni di udienze di modo tale da programmare tutte le discussioni. Per ora il nostro obiettivo è quello di chiudere l'istruttoria entro invece il mese di giugno. Lunedì c'è l'avvocato Febraro che dovrà fare rientro in Francia alle 3:30, quindi si domandava se era possibile. È lunga, l'udienza di lunedì è lunga per l'attività prevista. Non so quello di questo lunedì, ci domandavamo, è possibile
sarà possibile cominciare con gli esami degli imputati che interessano la nostra comunità? Non c'è problema, assolutamente. Mettetevi d'accordo tra voi, per il Tribunale non cambia nulla. Va bene, grazie, buongiorno, ci vediamo il 14, grazie.